Ci si ritrova ricoverati in ospedale da soli, senza avere nemmeno la possibilità di ricevere il cambio di indumenti dai familiari che non si possono vedere o peggio sono a casa in isolamento e in quarantena. E anche questa una delle facce insidiose del Covid-19. Ecco quindi la necessità di reperire capi per i malati. Ben 11.000 quelli distribuiti agli ospedali di Bergamo, Brescia, Cremona e di Padova grazie all'iniziativa di Intesa San Paolo del gruppo Calzedonia in collaborazione con la Caritas e Snodi. Un progetto che attinge ad un piano della banca che da 2 anni si impegna nel fornire abiti alle famiglie indigenti e quest'anno la destinazione naturale sono stati appunto i malati di coronavirus. Un segno di vicinanza ai territori e un contributo alla conservazione della dignità che purtroppo questa malattia così devastante e contagiosa rischia di togliere a chi ne ha colpito e ai suoi familiari privati anche del diritto all'assistenza. L'istituto ha contribuito anche con una donazione di 100 milioni di euro alla protezione civile nazionale, 1 milione per la ricerca sul Covid da parte del Fondo Beneficenza e all'ULSS 9 Scaligera un contributo per mascherine chirurgiche FP2, FP3 e camici idrorepellenti per la sicurezza di medici ed infermieri.